No, è perché è la vita aumenta, diceva, chi lo diceva? Edoardo o Totò, uno dei due. Che colpa ne ho io se la vita aumenta? Allora, amici bellini, dai, via, fiduciosi, concentrati. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, siete già iscritti. Che state aspettando? Siete facciamo completamente un giro di pazzi? saluti prima di cominciare. Allora, andiamo a vedere, salutiamo Tore Falà, buonasera amici belli, sono tutto di corsa, ma capirete tranquillamente. Buonasera Tore, buonasera Daniel, buonasera Luciano, Francesco, Giuseppe Argento, Michele D'Ambrosio, I am Rui Mario, Sweet Pasta, Vincenzo, Stellina Paco, Giorgio Mele, perché Miele? Max Allegri, Enzo Minichino, Davide Fasone, Paco, ancora Tore, ancora Enzo Minichino, ancora Gen Lamp, Valentino, Gen Lamp, Giuseppe Argento e Roberto e Italy Development LDT e tutti gli altri amici. Allora, amici miei, Armando, Stefano, eccetera, Fabio Versatile, Luca Delise, tiro a giro, speriamo bene perché qua si parla di Insigne Falsonueve e quindi vediamo un pochino, la formazione l'abbiamo presa con Lozano in campo, però si parla di Insigne Falsonueve, vediamo se sarà così e se funzionerà. Forza Napoli a tutti. Giorgio, iscrivetevi al canale. Giovanni, ti saluto, iscriviti al canale. Ci siamo, siamo tutti pronti. C'è anche un amico romano che ci segue spesso, Francesco, grazie per la tua presenza. Mettiamo il bannerino, teniamo d'occhio il timer che farò partire al momento opportuno farò partire il timer. Devo ricordarmi di bere, devo ricordarmi che ad un... per entrambe le formazioni... in italiano, strano, su Paramount Plus in italiano, vabbè. Tutto bene, dovrò scappare ad un certo punto, quindi per chi si fosse collegato adesso, lo sta guardando dopo, eccetera, sappiate sempre che domani e all'indomani della partita c'è sempre la lavagnetta con l'approfondimento tattico e speriamo di poter raccontare di cose interessanti a questo livello, su questo proposito, su queste cose, eccetera. Scende in campo Criscito. Vedo Criscito, vedo perché qua il Genoa che abbiamo visto contro l'Inter un po' difensivo, ma comunque ne hanno presi 4 e vediamo un pochino a che livello. Ragazzi, come sapete, voi che siete quelli esperti, quelli che sanno tutto del canale, avvertite chi fa domande, dice ma qua allora, no, niente spoiler, non la possiamo così, non potremmo nemmeno fare la cioè un pochino la racconto, è una reazione live fondamentalmente calcisticamente parlando, quindi tutto a posto e potrete spiegare a tutti gli amici nuovi cosa succede. Buonasera Nicola. Con calma perché poi si deve andare anche a lavorare, ma il Napoli va visto e se non va visto in diretta va visto, c'è una ragazza, ma penso sia in costume, attenzione. Fabian Ruiz inquadrati adesso quelli del Napoli con Lozano, Politano, Elmas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Manolas, Di Lorenzo, Meret e Insigne, l'arbitro al centro, poi c'è Criscito, Sirigu e giocatori che non conosco tutti ovviamente, vedo Sturaro, non c'è Pandev, vero? Non c'è Pandev tra i primi 11 e Sturaro dà dei consigli al giovane Rovella molto interessante che dovremo guardare, molto importante. È nuovo, ciao, iscriviti al canale. Ragazzi, se vi iscrivete al canale succede un fatto qua, succede un fatto, quindi ci divertiamo. Lasciate i like preventivi, perché poi ci saranno dei dislike successivi. C'era pure un dislike preventivo, una roba meravigliosa, vuol dire che il canale cresce, vuol dire che stiamo crescendo e come aumentano i seguaci, aumentano anche quelli a cui non piace, ma va benissimo. L'amico
osservatore, collaboratore, amico del Caffè Napoli 1926, Davide Maranta, tra l'altro sta guardando da vicino la primavera del Napoli, quindi terremo un occhio anche alla primavera di Frustalupi un po' mazzarriano, difesa a 3, difesa a 5, quindi ci ha parlato di Usai, che poi è il cugino di Usai che ha segnato Galazzi, ragazzi, ci sono tantissime cose interessanti di cui parlare, ma ci dobbiamo prima concentrare sulla partita, perché la partita innanzitutto, dopodiché dobbiamo parlare, Davide mi ha fatto notare un caso Contini che non parte da titolare per la seconda partita col Crotone e potrebbe essere un problema, nel senso che noi l'abbiamo mandato a giocare, se non gioca titolare Contini è un anno perso, a quel punto era meglio tenessero. Ma sono dinamiche che non sappiamo. Tifo Juve, ma certo che ti accetto, assolutamente. Abbiamo tanti tifosi anche delle altre squadre su questo canale. Alberto Maria Picardi, sono onoratissimo come sempre della tua presenza. Io ti do del tu perché tu mi hai autorizzato e grazie mille. Allegri, mister, ti faccio, non è andata proprio benissimo ieri per te, vabbè, un po' di confusione tattica, il minuto di ritardo adesso lo saprai perché faccio partire il timer in tempo e qua vedo che siamo già a 12:32 come orario, quindi vuol dire che abbiamo già un paio di minuti, è una cosa grave, ma io passo ovviamente per evitare spoiler involontari, passo alla partita, bevo e voi sapete cosa fare. Ecco qui, siamo pronti, c'è un abbraccio tra Sturaro e Insigne. Ho fatto partire un po' così, 2 secondi, 3 secondi, vabbè, ci siamo. Genoa in possesso palla, intravedo la difesa a 3 del Genoa e si vede Insigne prima punta alla Totti, per capirci, vediamo un pochino come si giostrerà, se verrà in mezzo magari per favorire gli inserimenti centrali di Lozano, i tagli di Politano, vediamo se ci saranno inserimenti anche di Elmas, che sicuramente potrà sfruttare il movimento del capitano, e vediamo se Fabian Ruiz starà un po' più dietro con Lobotka. Pallone a campanile, Lozano tocca il suo primo pallone, la palla ancora è in aria e c'è un recupero palla di Fabian, persa poi dopo. Devo abbassare la telecronaca dello Iammo base perché altrimenti siamo io e te chi parla? Attenzione, il Genoa scatta sulla fascia sinistra, servono preventive, c'è un pallone che spiove in aria e Manolas lascia andare il pallone in fallo di fondo, inquadrato Ballardini. Calma. Perché calma? Ovviamente noi dobbiamo fare tesoro di quello che è successo nelle altre partite e quindi anche delle cose clamorose. Attenzione, Manolas che allarga per Mario Rui in questo momento, alza la testa, lancio lungo, c'è un buon tocco di Lozano per Insigne, ma viene anticipato da Criscito e quindi ragazzi noi dobbiamo fare tesoro. Quello che è successo a Torino ha del clamoroso, l'Empoli va in vantaggio e la Juve non è riuscita a ribaltarla. Contemporaneamente su altri campi abbiamo visto la Lazio passare in svantaggio subito e ribaltarla subito fino al 6-1. Tu dici, ma ti vendi Correa che con l'Inter fa doppietta all'esordio e l'Inter anche ribalta una situazione che non era cominciata benissimo, e quindi la forza mentale, bisogna essere forti mentalmente. Insigne la gira al volo e si riparte da Di Lorenzo. Serve forza mentale, serve pazienza, ha detto Allegri, che la Juve non ha avuto. Nel frattempo scende Di Lorenzo, prova a convergere il pallone per Insigne, in aria si gira il capitano, serve ora Politano cerca un po' di spazio, non si può crossare perché non ci sono. Pallone di Lobotka interessante ancora per Politano, il cross, Elmas non ci arriva, Lozano
Azione clamorosa del Napoli, Lozano di testa non è riuscito ad inquadrare la porta. Al terzo minuto occasione importante. La impatta male. La impatta male, non inquadra la porta, ma buona azione manovrata del Napoli. Sputino di Spalletti che osserva la partita. E quindi ragazzi, Koulibaly in fallo laterale, ovviamente tutti i moderatori, tutti gli iscritti, tutti gli abbonati che sanno come funziona, voi vi descrivete la partita anche tra di voi, perché ovviamente la guardate, la seguite, non so se siete riusciti a mettervi in sincrono con il timer, spero di sì, noi facciamo il possibile. Politano ruba un pallone a Criscito che in scivolata riesce a bloccare il suo cross. Ma il Napoli fa pressing alto, recupera il pallone e Fabian, il passaggio per Insigne non è preciso. Dai Fabiano! Dai Fabiano! E quindi oggi è uno di quei giorni, pallone recuperato da Mario Rui molto alto, il pressing alto del Napoli, Lozano lotta su questo pallone e viene chiamato un fallo. Mentre Ballardini grida ai suoi... Vabbè, ma questo era fallo su Lozano, c'ha l'uata maglietta. Proprio i falli al contrario, mamma mia, mamma mia. Vabbè, insomma, è una di quelle giornate dove non posso fare la reaction registrata perché a malapena ho il tempo di guardarla live e non volevo farvi mancare content sul canale. E buon recupero di Lobotka. Fabian allunga il pallone all'indietro per Meret. Sappiamo la storia, ragazzi, sappiamo la storia, sappiamo i rischi che corriamo con questo coraggioso recupero alto. Elmas ora dà una mano a Lobotka in costruzione, però se lo facciamo bene il Napoli può creare... Attenzione, un altro fallo su Lobotka non chiamato, è bravo Di Lorenzo a intervenire, ma il Genoa è ancora in possesso palla ed è bravo Insigne a interrompere con un pressing il passaggio pulito di un giocatore del Genoa. Eh sì, vediamo come salgono tutti ad accompagnare il movimento del pallone. Il 4-3-3 è bello evidente da parte di Spalletti. Ora c'è un colpo di testa conteso da Koulibaly, palla recuperata da Fabian. E insomma, aspettando un miracoluccio di mercato che magari ci possa portare un centrocampista, perché siamo veramente corti. Vedi per esempio Trevor, benvenutissimo, così si fa. Così si fa, ci si iscrive al canale così poi non si perdono le cose e uno si può iscrivere. Attenzione Insigne, attenzione Insigne. E fallo laterale per il Napoli. Ci si iscrive al canale, si clicca sulla campanella, dopodiché c'è il canale Telegram in basso in descrizione per non perdervi nessuna notifica. Io ho mandato la notifica in tempo agli amici bellini che sono iscritti al canale Telegram per avvertirli della mia presenza live quest'oggi, mentre Fabian Ruiz trova Lobotka che si gira e serve Mario Rui molto interno, cerca spazio Mario Rui, serve Lozano molto largo sulla sinistra, si torna a questa posizione di reazione, il lancio di Koulibaly verso Insigne che tocca il pallone di esterno destro al volo ma non può impensierire Sirigu. Ovviamente il Napoli dovrà riempire l'area con inserimenti perché il solo Insigne lì non può fare reparto da solo, ovviamente non puoi alzare un pallone, i cross possono essere preda dei difensori e vediamo se il Napoli troverà delle soluzioni alternative per scardinare la difesa del Genoa che ora prova ad impostare sulla sua destra. È buono il recupero di Insigne che aiuta molto i compagni. Elmas ora il pallone viene intercettato dall'arbitro che deve fermare il gioco da regolamento. Ottimo lavoro di Insigne in aiuto dei compagni di centrocampo, pallone riconsegnato al Napoli.
Sì. Manolas Koulibaly, e ora è Fabian Ruiz che verticalizza per Insigne, pallone ancora allo spagnolo che trova Di Lorenzo che però non controlla, pallone esce, pallone di Fabian un po', questo è un pochino come andò Napoli-Verona, Fabian che questo passaggio un po' troppo in avanti per Di Lorenzo che non si sa mai se il passaggio è sbagliato, se Di Lorenzo non ci è arrivato, siamo a metà. Chi non ama Fabian Ruiz dirà che il passaggio era troppo lungo, chi non ama Di Lorenzo potrà dire che Di Lorenzo s'ha fumata una sigaretta pre-partita e quindi non ci è arrivata. Così è il calcio, alla fine le opinioni si basano molto spesso anche sul gusto personale. C'è una verticalizzazione, c'è un contrasto perso da Koulibaly, attenzione, recupera Koulibaly senza fronzoli e alza questo pallone che viene poi controllato male dal Genoa che ci riconsegna il pallone in fallo laterale. È stato un contrasto forse troppo leggero da parte di Koulibaly che però ha recuperato subito e ora si riparte con Mario Rui che lascia il pallone a Koulibaly e io bevo aspettando i vostri like di cortesia. Sono like di cortesia. È la bellinità, è l'essere bellini nel capirci, nel supportare in un certo modo. In un altro modo ci sono tanti modi di supportare il canale, lo sapete. Ancora il Genoa in possesso palla, i primi 10 minuti di questa partita sono piacevoli, colpo di testa di Manolas per Lobotka che ha il tempo di metterla a terra, ma il pallone viene riconquistato da Genoa, c'è un brutto intervento, il primo cartellino giallo per Ekuban, intervento in scivolata su Di Lorenzo che era in anticipo, stava per controllare il pallone, intervento pulito. Io non mi sento di, insomma, prende palla, poi prende anche Di Lorenzo, ovviamente si può chiamare il fallo quando c'è sproporzionata vigoria, perché così dicono quelli bravi, però il cartellino giallo mi sembra eccessivo, dobbiamo dirlo, non perché quelli sono gli avversari, allora noi diciamo tutto. Sturaro in pressing su Mario Rui che si appoggia a Koulibaly, Fabian di prima trova Lozano, ora ancora un batti e ribatti sulla linea del centrocampo ed è Koulibaly a risolvere con un contrasto, ancora Fabian all'indietro per Di Lorenzo, pressato da Ekuban, si ritorna da Meret, che ora serve ancora Fabian, ancora di prima, Insigne spizza il pallone ma Lozano viene anticipato, è bravo Di Lorenzo a mettere a terra con un controllo volante e ora si cerca di ragionare, bravo Di Lorenzo in questa occasione a servire Koulibaly che trova Lozano, ancora Lobotka e Fabian Ruiz che scambia con Di Lorenzo. Partita equilibrata, non c'è un particolare dominio, segnaliamo l'occasione per Lozano, ancora Fabian che tenta sempre di toccarla di prima, il che è giusto, però devi pure essere preciso, altrimenti no, fallo laterale per noi, alzati Rovella, alzati, non fare il silly, sei silly. Attenzione a Tore Falanga che devo ringraziare mentre Lozano si prende un fallo. Ringraziamo Tore Falanga. Ekuban, ma guarda, non ne sono sicuro, potrei fartelo sapere in the midst of this game. I can kinda talk to you in English as well. Ganese, lo so che volevi fare la battuta, però facciamo anche formazione. Attenzione, Insigne, il tiro viene ribattuto e prende il palo. C'è stato un servizio in profondità
di Elmas tra le linee. Insigne fa un ottimo movimento e il tiro dopo il primo controllo sbatte su un difensore e finisce sul palo. Mannaggia, palo al 13°. Ci sarà calcio d'angolo per il Napoli. Elmas dalla bandierina. Mannaggia, ma buono il movimento di Insigne da punta vera. Calcio d'angolo, scambio Politano. Elmas, la palla finisce a Mario Rui. Ora Insigne che al volo cerca di metterla nel mucchio, ma non va a buon fine e il Genoa recupera il pallone. Che peccato, però ci sono state due trame che hanno portato a due occasioni molto importanti per il Napoli. Noi abbiamo sempre parlato di come Spalletti, di profondità della rosa, di ricambi che ti portano a fare delle scelte, ma il Napoli ha la possibilità con questo 11 di svangarla sul Genoa, anche dovendo rinunciare a Osimhen. Il passaggio di Manolas non precisissimo per l'inserimento di Lozano, ma Elmas recupera palla alto, ancora Elmas per Lobotka. C'è il movimento di Mario Rui a riempire un po' la tre quarti. E ora è Di Lorenzo che si inserisce sulla fascia, cerca e trova Insigne, il pallone carambola e ancora è Kuban che recupera questo pallone e serve all'indietro. Attenzione, il pallone viene conteso da Fabian ma finisce a rovella e bravo Lobotka. E ora tocca a Manolas, bravo e fortunato Manolas nel recuperare questo pallone. E ora si ritorna da Mario Rui dove non ci sono avversari e con calma si può ricominciare. Come state? Fa caldo? Qui ci sono stati degli acquazzoni a New York che hanno rinfrescato un po' l'aria. Meno male. Lobotka cerca e trova Insigne un po' più defilato sulla destra in questo momento. Movimento di Elmas a coprire la sua zona. Il Napoli attacca a pieno organico con Koulibaly, ora è Mario Rui. Movimento di Lozano, Mario Rui con il dribbling secco alla portoghese e viene tranciato da Sturaro. Ecco, per esempio, questo può essere un fallo da ammonizione, perché stai attaccando, perché il pallone non lo vedi proprio, perché alzi l'avversario da terra. Questo di Sturaro può essere un fallo da ammonizione e nessuno può dire niente. Quello di prima non lo so. Sulla palla Insigne e Mario Rui. Sulla palla Insigne e Mario Rui. Devo girare il telefono perché gli amici Bellini abbonati parlano assai ed è giusto che lo facciano, ma non voglio che mi spoilerino niente. Il cross di Mario Rui sul portiere, purtroppo Sirigu anticipa Di Lorenzo e vengono inquadrati un sorridente Petagna accanto ad Ospina che parlottano in panchina. Ancora un pallone toccato da Insigne in questa non inedita posizione di Falso 9 che ha fatto in alcuni frangenti di partita anche con l'Italia, anche nella scorsa partita col Venezia. E qui c'è un fallo di Di Lorenzo che, al pari di quello di Sturaro, poteva anche essere sanzionato con un'ammonizione, ma il metro dell'arbitro quest'oggi è un po' strano, perché quel cartellino giallo iniziale non fa il paio con le considerazioni di questi due interventi. Mentre vediamo il riscaldamento di Pandev. Una paura fottuta di Pandev, lo sapete, i suoi passetti, la sua tecnica, anche a 70 anni Pandev uno dei giocatori più sottovalutati che abbia mai avuto il Napoli.
Il cross al centro, libera Koulibaly, insegue il pallone Insigne con generosità, la scivolata, la palla finisce in zona, Mario Rui che la recupera, ma c'è stato un fallo? Vediamo sulla scivolata di Insigne su Biraschi. Insigne penso sia uno dei giocatori che fa meno falli in assoluto in Serie A. In questo caso nella caduta Biraschi si tocca la schiena. Mentre Ballardini è a colloquio con il capitano Criscito, vediamo se cambieranno qualcosa. Il Genoa rispetto al primo tempo dell'Inter nel secondo tempo cambiò moltissimo e la partita divenne più equilibrata, ma l'Inter col suo strapotere comunque poté risolverla e chiuderla con altri 2 gol nel secondo tempo. Vediamo Rovella sul pallone, molto biondo, il pallone è buono, ma c'è il colpo di testa di Mario Rui che allontana la minaccia scaraventando, dicono così, scaraventando il pallone in calcio d'angolo. Facciamo attenzione ai calci piazzati perché lo sapete che le squadre piccole, questa è una cosa che ci insegnò Sarri, le squadre piccole sanno di avere meno opportunità di sbloccare la partita su azione e quindi danno il massimo contestualmente alle loro possibilità sui calci piazzati. Fabian insegue il pallone che finisce sul fondo. Sarri si diceva così, ma tu eri, quando si intervistava con il Napoli, ma tu eri quello che aveva un sacco di gol con l'Empoli, cioè, tutti i calci piazzati erano sempre così, e diceva sì, con l'Empoli forse la mentalità della squadra. Attenzione a Mario Rui, rischiosissimo, perde palla, dopo un dribbling la mette al centro e serve l'intervento di Politano in calcio d'angolo. Mario Rui, dai, e insomma disse Sarri che a certi giocatori di alto livello bisogna quasi ricordargli di andare ad attaccare il pallone sui calci piazzati come se fosse vita o morte. Mentre il Genoa si destreggia sulla sinistra. Genoa con maglietta semplice, classica, senza sponsor quest'anno, almeno per ora, così come la Lazio, così come lo Spezia. Mentre il Napoli, attenzione a Sturaro, il colpo di testa di Koulibaly, Mario Rui non la riesce a liberare e serve un intervento di Meret. Serve un intervento di Meret, c'è stato un po' di confusione in aria, palloni volanti, nessuno è riuscito a liberare l'aria, prima Koulibaly, poi Mario Rui, e c'è stato questo tiro del numero 18, Meret attento a parare in calcio d'angolo al 21esimo. Attenzione ancora all'uscita con le mani di Meret che subisce una carica. Bene Meret nelle uscite, più coraggio, vedo più coraggio. Carica di Sturaro. Se tu esci, sei alto, stacchi bene con i piedi, allunghi le braccia, diventa difficile per gli attaccanti. Bravo Meret, dai, esci, parla, grida, imponiti. Quindi le 2 occasioni del Napoli. Oltre alle 2 occasioni del Napoli segnaliamo questo tiro parato da Meret, mentre Mario Rui serve Bobotta e si riparte da Di Lorenzo. Fabian Ruiz controlla il pallone, lo perde, chiedendo un fallo che non c'era mai il fallo su Fabian. Sei moscio e morbido,
Il cross, attenzione, ancora il numero 18, troppo solo, pallone al centro, lo libera Fabian Ruiz. Ragazzo, colpo di testa di Sturaro, ancora Koulibaly, Mario Rui, campanile. Ragazzo, che morbidezza! Non t'ha fatto niente, t'hanno rubato pallone semplicissimamente. Che non si dice, semplicissimamente è un bruttissimo modo di fare degli avverbi. Dai, è una lotta il campionato di Serie A, è una battaglia, non puoi sentirti soffiare e chiedere ma è fallo. No, non noi proprio del Napoli non possiamo proprio permettercelo. Assolutamente. Qualcuno dica a Fabian che gioca nel Napoli. Qualcuno glielo spieghi se non l'ha ancora capito dopo 3 anni. Lobotka Elmas, pallone che carambola in fallo laterale. Era Ghiglione ad avere il pensierito Meret qualche minuto fa. Ancora pallone recuperato da Lobotka che con un gioco di gambe si libera del pressing di 2 avversari, ma la palla finisce fuori. Partita vera, partita tosta. Rilancio di Sirigu e ancora fa buona guardia Koulibaly che serve Meret, che riparte da Di Lorenzo. Capite quando dico questo? Cioè, qua bisogna veramente andare col coltello tra i denti. Spalletti che cosa dice? Nel box, nella scatola di ogni giocatore bisogna metterci tante cose, non basta la tecnica, bisogna metterci l'attenzione, il sacrificio. Bella palla di Insigne per Politano che la mette a terra ma viene fermato, rilancia Criscito e Manolas di testa, allunga verso Di Lorenzo che ancora di testa. Perde però il possesso di palla il Napoli, Rovella, tutto spostato sulla sinistra, inseguito da Fabian. Ora c'è una buona scivolata da parte di Manolas. Torre Falà, lo so amico mio, lo so, ne abbiamo parlato tantissimo. Coccolino Rui, è perché la morbidezza, Coccolino, lo so, e ti fa perdere la pazienza, lo so. Noi continuiamo ad aspettarlo, io faccio semplicemente cronaca. Grazie Torre. La mia è cronaca veramente, perché non ho niente contro il ragazzo, però io aspetto sempre, capito, quella crescita, quel momento in cui con continuità, cosa che l'anno scorso dopo il ritorno dal Covid ci ha fatto anche vedere, un po' più basso, che Gattuso se l'era più inventato, regista un po' più basso, e l'aveva imparato a fare, magari, capito, più lontano in quel caso dal bordellone del centrocampo dove lui secondo me soffre. Allora o lo devi mettere più sottopunta o più lontano, perché proprio all'interno del centrocampo dove c'è densità, dove c'è intensità, dove c'è la lotta feroce, Fabian fa una sofferenza assurda. Attenzione Lozano contro 40 avversari, riesce a servire Insigne, il tunnel di Insigne, guadagna un fallo sulla tre quarti. Buono lo spunto di Lozano tra 3 avversari, riesce a servire Insigne che con grande classe brioscina a guadagnarsi un fallo. Sul pallone ora Mario Rui, lo stesso Insigne che gli appoggia la mano sulla testa come a dire la batti tu. Potrebbe essere uno schema, quando io ti appoggio la mano sulla testa così vuol dire che la batti tu, lo so. E insomma niente di personale contro Fabian, però sveglia, perché sennò noi già stiamo inguaiati là a centrocampo. Seppure Fabian non ci puoi contare, Dem, Lobotka, Elmas sì, a turno, dobbiamo aspettare il ritorno di Dem. Insegna uno schema per Elmas ma non si capiscono. Occasione sprecata, disappunto di Spalletti, disappunto comprensibile.
Fuori gioco. Fuori gioco. Arbitro, arrestateli. Di Lorenzo ancora per Fabian, il controllo, il passaggio a tornare su, attenzione, Fabian si fa vedere sulla destra, trova stavolta un buon passaggio per Insigne che cerca l'inserimento di Politano, ma è ancora il Genoa a cercare di riprendere, ma è bravo Elmas nel gegenpressing, il pressing alto nel recuperare il pallone immediatamente nel momento in cui lo perdi e quindi crei tanta pressione sull'avversario che non ha il tempo di respirare. Ancora un pallone toccato da Lozano che interrompe una ripartenza. Lozano mi pare si sia rivolto in questo momento a Spalletti un po' come faceva anche con Gattuso, come diceva ma che buono, perché Spalletti gli stava dicendo delle cose. Lozano è un po' così, è un po' ma fa a me, state zitto. Ma cioè, senza polemica, proprio con serenità. Ancora Fabian scambia con Bobotka. Si può distendere Di Lorenzo. Politano ci deve far vedere qualche spunto, eccolo, lo trova il stracca per Insigne che riesce a recuperare questo pallone. Di Lorenzo cerca lo spazio per un cross ma viene fermato da Criscito in scivolata. Svaria molto Insigne, la posizione era buona, non c'era fuorigioco, e questo che Spalletti gli ha chiesto di non dare punti di riferimento. Attenzione ancora il velo di Politano, Insigne, grande occasione, parata di Sirigu. Ancora un buon movimento di Insigne dopo il velo di Politano. Al 29esimo ancora parata. Prima vera parata di Sirigu perché l'altro andò sul palo. Pallone recuperato da Di Lorenzo. Bene nel pressing. Dai. Quando siamo al 30esimo di questo primo tempo, il Napoli sta accelerando. Contiamo 3 occasioni contro una. Quindi la lancetta della bilancia, non so. Di Lorenzo avanza, ha di fronte a Serovella un movimento di gambe, lascia il pallone a Politano che ora punta l'avversario, rientra sul sinistro, ancora un dribbling, Politano ancora, stavolta viene falciato male. Grosso ritardo. Io veramente non ho capito quel cartellino iniziale e adesso non dai cartellini su queste cose qua, veramente non l'ho capito, perché qui il pallone se n'è andato, tu colpisci solo la caviglia, stiamo al limite dell'area, vabbè, se mantiene questo metro di giudizio per tutta la partita, va bene. Recrimina Insigne sull'occasione precedente. Ottimo movimento con uno scavino, aveva evitato l'intervento di 2 difensori e si è trovato al tiro che non ha chiuso sul secondo palo, ma sul primo palo ha trovato Sirigu. Parte Insigne, calcio di punizione direttamente verso Sirigu, facile in questo caso. Insigne su punizione ha cercato di sorprendere ed è bravo Bobotta a recuperare pallone alto. Punizione, fatemi scrivere, attenzione, Fabian Ruiz stavolta spostato sulla destra, il passaggio arriva a Lozano, punizione facile, quindi è spostato adesso. Fabian Ruiz cerca di recuperare la sua posizione, in questo caso va a riempire l'area mentre lotta Politano contro 2 avversari e la perde. Ancora un recupero alto di Bobotta, senso di posizione per Bobotta. Sei il mio eroe, Lobotka. Ancora Koulibaly, il Napoli attacca a pieno organico ora. Mario Rui sulla sinistra, si fa vedere Lozano. Ancora Mario Rui, ancora
Koulibaly, Insigne molto arretrato, c'è il passaggio di ritorno di Mario Rui e l'intervento di Ghiglione, duro ma regolare. Guarda Ballardini, è pazzo, mamma mia, si fa afferrare per pazzo Ballardini. So. Brutta rimessa di Mario Rui, buttata alle ortiche. Manolas di testa la ributta al centro, doppio colpo di testa di Manolas, imperioso, la palla finisce a Lozano che era per fortuna e per purtroppo in fuorigioco. Rivediamo. Sì. Nel frattempo su CBS la telecronaca è tornata ad essere in inglese, non ho capito perché per un momento era in italiano, ma va bene così. Il rilancio di Sirigu, Mario Rui e ancora un buon pressing di Lobotka. Il pallone non è uscito, quindi Mario Rui riesce a controllarlo bene, a servire Koulibaly, si prende un piccolo rischio, ma ora Koulibaly, lancio profondo, troppo profondo per Politano. Ha cercato di ribaltare immediatamente l'azione, trasformare l'azione difensiva in offensiva, la fase difensiva, una storia preventiva. Il pressing di Insigne su Sirigu. I due si sono divertiti molto in nazionale a cantare canzoni discutibili, ma ora sono di nuovo avversari. Di Lorenzo all'indietro per Manolas che serve Koulibaly. Il movimento di Mario Rui ad accentrarsi libera ora Lozano sulla fascia sinistra, si accentra il messicano, serve Insigne che viene attaccato, ma il pallone viene recuperato da Koulibaly. Non c'è fallo, riparte il Genoa, ora è Lobotka che deve prendere il posto di Koulibaly. Manolas con la diagonale e fa bene Manolas. Ottimo intervento di Manolas. Si era creata la voragine, attenzione alla voragine, si era creata. Ancora Insigne ora nella sua zona preferita, un po' defilato sulla sinistra. Vediamo chi ha preso il suo posto al centro, forse Lozano si è spostato nella sua zona. Vediamo se momentaneamente o definitivamente. Sturaro in possesso palla, ancora il Genoa sulla destra, parte questo cross molto sul portiere ma non interviene Meret, lo fa Di Lorenzo. Politano, ancora Di Lorenzo, scambiano i due e ora è il momento di rilanciare. Lo fa bene Di Lorenzo, cambiando tutto e trovando Mario Rui solissimo sulla sinistra. Vediamo Insigne ora in posizione classica con Lozano falso 9. Spalletti, lo sappiamo che ti guardi i video, lo sappiamo. Vediamo se Lozano da falso 9 avrà più occasioni. Non che abbia fatto male Insigne in quella zona, ma servono anche altre soluzioni. E bravo Koulibaly a mantenere il possesso palla e a servire Politano. Ancora Lobotka, alza la testa, trova Fabian, il controllo, ancora c'è un pestone e il fallo, stavolta Fabian se lo prende. Pestone su Fabian, è evidente. Per fortuna l'arbitro lo rileva. Inquadrati Unas e Malqui, i due sono molto amici e condividono lo stesso social media manager video production. Fanno dei video, ragazzi, ve li consiglio su Instagram. Sono una piccola company di produzione che però fanno dei video veramente bellissimi, freschi, giovani.
e si occupano dei video di Malquit e Unas, veramente un piacere da guardare. Napoli dovrebbe considerare di assumerli, probabilmente. Stanno facendo un ottimo lavoro sui social, devo dire la verità, ma questi che si occupano in particolare di Unas e Malqui sono veramente veramente freschi. Il cross di Insigne a trovare il liberissimo Politano, cerca lo spazio per il tiro, lo lascia a Fabian Ruiz, il tiro e il gol! Mamma mia, lo sapevo perché lo devi sempre insultare per farlo però allora nessuno ci crederà mai, ma perché però io ho gli amici abbonati Bellini e c'ho i collaboratori del Caffè Napoli 1926. Fatemi prima aggiornare un attimo il banner, perché Fabian la trova l'angolo giusto a giro di sinistro, classico suo, sul secondo palo, benissimo. 1-0. Ok, non cambia la prestazione di Fabian, non cambia. Se gli danno un voto alto è perché il voto va benissimo. Però se voi andate a vedere, gli amici Bellini abbonati lo sanno, perché possono nel gruppo degli abbonati cercare Fabian, Valerio Flu, e vedrete che avevo detto che vedi che forse in questa partita più i collaboratori del Caffè Napoli 1926, dove noi facciamo dei pronostici assolutamente privati, non li renderò mai pubblici prima della partita per una questione scaramantica. Ma dopo sì, e quindi potrete vedere che io avevo detto una certa cosa su Fabian e sul risultato finale, ma non si parla finché non finisce, perché non esiste proprio. Napoli in vantaggio con Fabian. Resta mozzarella, resta morbido, però il sinistro ce l'ha, mica nessuno gliel'ha mai detto. No spoiler, please. Scrivo anche il marcatore. Ma sì, Fabian se lo merita, dai. Allora, eccolo in possesso palla, vediamo se questo gol gli dà anche più forza nelle gambe. Il tiro di Insigne, alto. Insigne sta provando molte conclusioni. Tiro alto, in questo caso non inquadra la porta, destro potente, ovviamente trovandosi spesso sulla destra. Non lo prova a giro come ha potuto fare bene Fabian. A giro, pallone non alto che rimbalza davanti a Sirico, difficile da parare. E ora bravo Koulibaly a spazzare tutto, a volte senza fronzoli, ragazzi, senza fronzoli, bisogna buttare il pallone, allontanare il pericolo, annusare il pericolo. Bene, lasciate 222 like, siete 222 online, c'erano una trentina di like preventivi, dobbiamo arrivare a 250 like adesso, prima che adesso poi il Genoa, bravo Insigne a recuperare questo pallone, la fase difensiva di Insigne, bravo! La fase difensiva di Insigne fa carambolare il pallone su Biraschi, guadagna il fallo di fondo e chiama a gran voce l'intervento dei tifosi dal loro settore. Bravo Insigne! Da leader vero queste cose fanno la differenza. Dai forza ai tuoi compagni, bravo, perché non tutti ce l'hanno distinto questa cosa qua. E chi ce l'ha, a chi gli viene e chi la sta conquistando col tempo e con l'esperienza, deve farlo uscire. Bravo Insigne. E ci dobbiamo ricordare di questi momenti in cui Insigne è senza contratto. Ci dobbiamo ricordare di questi momenti quando arriveranno i momenti di difficoltà di Insigne e si vorrà dire ma quello è nervoso, quello il contratto, è senza contratto anche adesso, ma si sta comportando da capitano e da leader. Quindi dobbiamo essere onesti nell'analisi, non facciamo uscire cose dopo, psicologie, problemi mentali. Si sta comportando così adesso,
Se la prossima volta non lo farà, non è che è cagnato giocatore, mo è distratto per il contratto. Capitano le giornate, no. Capita che tu cerchi di fare una cosa e non ci riesci. Capita che ti ingrippi, capita che hai litigato con tua moglie, per esempio, e stai un po' più così. Sono esseri umani. Ricordiamoci che sono esseri umani. Se ci aspettiamo la prestazione sempre impeccabile, ce ne sono 2 o 3 al mondo che ne sbagliano 1 su 50, eppure la sbagliano 1 su 50. 2 o 3 al mondo. Gli altri sono tutti esseri umani. Lasciate il like. E facciamo finire. Attenzione, Insigne rincorre un pallone anticipato all'ultimo momento. Ora Fabian va a fare un po' di fase difensiva, bravo. Ma si libera bene del pallone il suo avversario. Non fa niente, non fa niente. Vediamo il Napoli ora che rincula un pochino. Non abbiamo fatto il recupero palla immediato. Ora come si deve comportare il Napoli? Deve rientrare. C'è un pressing feroce di Elmas che però con grande energia continua ad inseguire tutti gli avversari. Vediamo ora Manolas di testa, le prende tutte. Insigne cerca di controllare il pallone. Lo recupera Insigne, spuntato dal nulla. Pallone per Lobotka. Avanza il numero 68, il passaggio viene intercettato. Ma lo recupera! Dopo il fallo però di Mario Rui. Bene. Grande partita del capitano che ora rientra nella posizione di falso 9. Quindi è stato momentaneo il passaggio con Lorenzo sulla sinistra. Attenzione ora a questo attacco da parte del Genoa sulla sinistra. Viene superato Di Lorenzo e arriva il cartellino giallo. Ci sta. Di Lorenzo viene superato secco ed è costretto ad atterrare l'avversario prima che entri in aria. Meglio così, spendilo un fallo. Ci sarà un cartellino e speriamo sia giallo. Frasi che sentirete poi nella canzone, che lo saprete già. Chi ti soffia la palla non è detto che poi andrà a segnare, però tu fermalo prima, perché se no va in aria e diventa complicata, superiorità numerica, meglio fare un fallo. E vediamo di difendere compatti e concentrati su questo calcio di punizione allo scadere. Mancano 30 secondi. Io devo fermare anche il timer. Attenzione, parte il calcio di punizione ribattuto da Lobotka e rilancia Politano. Molto bene, molto bene. Fatemi fermare il timer esattamente al 46esimo, così ci troviamo poi dopo aiutati. Eccoci qua. Boom. Pausa, fine primo tempo. E andiamo a leggere un pochino le vostre considerazioni di fine primo tempo. Allora, una buonasera dalla Germania, grande Virgilio. Qualcuno mi può vedere? Amico mio, amico mio. Finché era canale 21, canale 8 ci si poteva organizzare, qua diventa complicato. Nuove maglie ancora non se ne sa niente perché eravamo in ritardo con la produzione. Sicuramente segui il canale che saremo tra i primissimi a parlarne, perché io essendo a New York ovviamente sarò molto interessato alla distribuzione su Amazon e quindi lo saprete sicuramente. Bella partita Insigne da capitano, si sta comportando da tale, vero Francesco? Dacci le quote, Bellwatch, vedi, tu per esempio puoi essere testimone. Puoi essere testimone. Insigne capitano vero, avevo letto. Buonasera ragazzo, buonasera Cosimo. Fabian ora zittisce tutti. Mario, Giorgio, Francesco dalla Spezia, un grande Bobot che Insigne, vero, Bobot sta facendo una grande partita di posizione. Veramente, veramente. Barons, state the best, dai, e il gol arriva con Insigne nella sua posizione che apre su Poli. Bravo Valentino, mi piace, sapete che mi piacciono tantissimo le cose tattiche, queste sono
sono quei suggerimenti tattici importanti. Questo poi dopo un giornalista a fine partita dovrebbe sottolineare. Voglio proprio vedere se lo dirà qualcuno oppure lo ha detto Valentino Siano per primo. Cortex, bisogna anche dire che il Genoa ha giocato col sangue agli occhi, hanno corso come pazzi, vero? Cortex, tu mi devi far sapere il tuo nome se ce l'hai su Telegram, perché credo di doverti aggiungere ancora, quindi fammi sapere. Se non riesco a leggerlo fallo sapere ad uno dei moderatori, c'è Fabio Versatile, c'è Giuseppe Argento, o mi puoi contattare su Instagram Valerio Fluido, mi dai il tuo nome che hai su Telegram, l'username, e ti aggiungiamo, perché mi pare di non averti aggiunto, insomma, avete capito. Indicazione di assunzione per il Napoli: centrocampo Nacho Fernandez, Atletico Mineiro; attaccante Renato Kaiser, Atletico del Paraná; lato sinistro Guilherme Arana, Atletico, mamma mia, Matteus. E questi sono tutti giocatori che io non ho proprio idea. Speriamo che Giuntoli, come Spalletti e come gli altri del Napoli tesserati, guardino anche questa live, così magari possono dare uno sguardo. Grazie. Gol a parte, stiamo giocando male, senza Osimhen non sappiamo cosa fare. Immagina a gennaio senza KK, che casino. Manca un centrocampista, senza dubbio manca un centrocampista, senza dubbio senza punta è complicata, Francesco, però bisogna dire la verità, le occasioni le abbiamo avute, la manovra non è fluida, se vogliamo, non è super fluida, però qualche movimento, specialmente quando Elmas riesce a inserirsi tra le linee. Abbiamo mandato al tiro Lozano, Insigne, ha provato varie volte il tiro. Ovviamente lo spunto di Valentino è quello, cioè Insigne è meglio quando sta più defilato, non c'è nulla da dire. Insigne esce dal centro d'attacco, si sposta sulla fascia e nastra il gol. Insigne deve giocare esterno, punta non funziona. Molto bene Politano e sembra più brillante rispetto al Venezia. Siamo arrivati a 10.000, ancora poco. Grazie Andrea, grazie mille. Mi piace dire che è solo l'inizio, ma è un grande traguardo. Io non posso essere più felice di così. Piano piano l'algoritmo ci farà arrivare a più amici. Io so che il modo in cui lo faccio non è per tutti. Taglio fuori una bella fetta di anti-Napoli che vogliono sentire solo gente che bestemmia, e quindi lì sono poche le volte in cui io perdo la calma, magari durante le reaction, ma io mi concentro su altri tipi di fatti. Perdo una fetta magari di più giovanissimi che non stanno dietro al discorso tecnico, tattico, eccetera eccetera, ma io lo voglio fare così. Se sono 10.000 sono 10.000, se saranno 20.000 saranno 20.000, va benissimo. Tutto quello che viene deve essere organico, no razzismo, discriminazione. Sì, Paco, secondo Ebal, veramente è il famoso rischio di cui parlavamo sta funzionando. Vediamo qui il velo di Politano, il tiro di Insigne, ci fanno rivedere un po' di azioni. Questa è la parata di Sirigu al 29esimo. Elmas, vedete come deve riempire l'area, ma mi interessano di più i vostri commenti. Forza Napoli by Sud, senza dubbio. Sei iscritto al canale? Chiedo a quanti like stiamo. Grande Peppone, un bacio grandissimo, grazie mille Peppone, è bello vederti. Forza Napoli sempre. Attenzione, vabbè, chiaro, devi sempre essere preoccupato tra le linee, amico mio, sempre. Chi si aspettava che Insigne come falso 9 funziona? Valeria, ne stiamo parlando, funziona. Quando poi si sposta un po' su un esterno forse è ancora meglio, però ragazzi dobbiamo fare di necessità virtù, perché secondo me Petagna non ha ancora tutto il minutaggio dei 90 minuti tra le gambe. Non voglio ancora vederla come una bocciatura o come una cessione imminente. Aspettiamo prima di dare la sentenza. Grande Fabiano, l'uomo che non ti aspetti, giustamente. Saluti dal Messico, Ciuchi, forza Napoli. Hola. È il Ciuchi sta brillante. Ok, amico mio, ti troverò io, sarà mia premura. Fai in modo però di essere iscritto al canale Telegram, così ti trovo, altrimenti un macello.
Vi ricordo che Spalletti fu il primo a mettere centravanti Totti e quell'anno fece 26 gol, speriamo bene, dobbiamo rimanere concentrati senza dubbio. Grazie Angela per l'aggiornamento, 244 non è male, possiamo arrivare a 300 perché siamo in 307 in questo momento, più i preventivi, più quelli là che sono stati fatti con... non dobbiamo usare pistacchi, oggi non credo che ci sia bisogno, ma nel caso in cui siamo pronti. Almeno anzi durante le partite mi sento più sicuro con Gattuso, Sarri, mia impressione Ancelotti mi ricorda la crisi mentale. TD, ora al di là di Gattuso e Ancelotti, due situazioni molto diverse, con Sarri invece io ti devo dire la verità, ero in grande ansia prima di tutte le partite, appena fischiava l'inizio io vedevo il Napoli che si prendeva il pallone con Sarri e dominavamo 99 volte su 100, anzi forse addirittura anche 100 su 100, poi la partita ti va male, però il dominio, cioè veramente ti prendevi palla e costringevi tutti gli avversari a inseguirti. Quindi Sarri era l'unico che secondo me non mi faceva preoccupare appena cominciava la partita. Qui io l'ansia ce l'ho ancora, ti devo dire la verità, perché ci c'è questo rischio della voragine tra i reparti, qualche cosa la concediamo, Mario Rui c'ha i suoi grossi limiti in difesa e si vedono sempre. Se Koulibaly, perché Koulibaly ogni tanto, ragazzi, il top player che è viene anche meno e fa la partita così. Koulibaly deve avere 3 occhi, 2 per lui e 1 a sinistra per dove sta Mario Rui. Rendiamoci conto del lavoraccio che deve fare Koulibaly, è importante sottolinearla questa cosa qua, perché se uno ha giocato un po' a pallone, anche a calcetto, anche con gli amici, lo sai quando hai un compagno di squadra più scarso, lo sai. Che cosa succede? Che immediatamente quando la palla finisce in quella zona tu tieni un occhio lì che magari devi mettere una pezza, lo sai. Quando stai facendo questa cosa qua immediatamente hai perso un po' della tua posizione, puoi perdere il tuo punto di riferimento che ti stai marcando. Quindi ragazzi, quando ce la prendiamo con Koulibaly, cosa si può fare anche con i campioni, devi assolutamente ricordarti questa cosa qua. Hai capito? Bravo Vincenzo, questo intendo. Devo cambiare video di introduzione. Buon martedì a tutti. Fabiano è un cammellone. Perché video di introduzione? Quale video? Paco, spiegamelo poi in privato che vado in difficoltà. Comunque il Napoli sta giocando bene, ma non benissimo, però quando ho visto con il Venezia uno in meno abbiamo vinto, vuol dire che il Napoli è squadra, quindi io ci credo, forza Napoli sempre. Sì Antonio, il Napoli è squadra, ovviamente però tutte le partite sono diverse, quindi non possiamo basarci su quella vittoria contro il Venezia, anche perché ci sono gli avversari che sono molto diversi. Più impreciso del solito in fase di impostazione per il dettame di Spalletti, il passaggio del difensore a scavalcare è fondamentale. Mario Rui ha influito sicuramente. Grazie Vincenzo, ci tengo molto. Il finale lo so, hai ragione amico mio, e infatti io ho aggiunto semplicemente il commento di Gio Pellecchia che dice ci sei arrivato già, perché non ho il tempo nemmeno di respirare in questi giorni, devo mettermi lì, devo fare il secondo, devo chiamare a Saverio Solito, devo fargli registrare il video finale per stabilire il nuovo obiettivo. E ringrazio il nuovo iscritto Gianni Vasquez, l'amico messicano dal Messico. Ringrazio Simone Gallo, benvenuti a tutti. Lo bot che mi sta facendo casare anche a me. Partita col PSG dove bravo, cioè queste sono quelle cose, capito? In quel momento ha dovuto fare che è una roba veramente incredibile. Allora, Spalletti out, Napoli-Verona, perfetto, così sappiamo già dove dove andremo a finire. Maritella da mettere a KK Windows 740. Il Napoli non sta giocando male, ma Elmas e Fabian non mi stanno piacendo. Elmas non sono convintissimo. Fabian un po' di mosciaria proprio intrinseca, però si riprende col gol sicuramente. Elmas ha fatto un paio di spunti importanti per Insigne, deve riempire il lavoro di Elmas è tosto perché deve fare la mezzala che insegue
alla Allan, però deve anche riempire l'aria, perché ovviamente altrimenti non possiamo fare densità nell'aria. Virgilio, un piccolo aiuto per il tuo prossimo computer Flintstone. Grazie amico mio, se il Napoli riesce a avere la tua qualità e da scudetto. Mamma mia, messaggio memorabellino proprio, memorabellino. Grazie mille Virgilio. Già sai, tutto è destinato al miglioramento e a contenuti che spero possano essere sempre di qualità. Grazie infinite. Partita da mettere in sicurezza con il 2-0 sicuramente, speriamo bene. Sox non sta giocando male, questo l'abbiamo letto. Ho paura per la Juve, speriamo in Petagna, ho un'idea di gioco all'altezza. Ah, tu ti stai già proiettando, Alessandro? No, vinciamo prima questa qua, poi la Juve la risuscitiamo, ma c'è proprio tanta acqua da far passare sotto al ponte. Vediamo di portare a termine questa qua. Dios. Ansia per Pandev ci sta tutta, ragazzi. Deve tagliarsi quei capelli. Tu ci vedi Cavani, non sei l'unico amico mio. Serve Allan. Enzo, ci lamentiamo del rosso di rete, ma pasta russo cicciano sulla maglia di un tifoso al momento del gol. Lo so, ne abbiamo passate di brutte. Sì, è vero. Parliamone. Ma un Bobotta Dem secondo te sarebbe fattibile in futuro? Secondo me assolutamente sì. Enzo, assolutamente sì. Demme ti dà, si potrebbe giocare anche a 2, perché secondo me noi non dobbiamo rinunciare a Zelinski sotto punta. Quando tornerà io lo preferivo. Vediamo un pochino. Questa notizia online 2.0 è uscita oggi. Io credo che è un giocatore importante, è un giocatore di grande fisicità, un giocatore di 1,91 m. Mourinho ne parlava in termini positivi con il pallone tra i piedi e diceva all'epoca, quando lo allenava, che doveva migliorare tatticamente senza la palla. Quindi su Loftus-Cheek, che poi si potrebbe poi se va male diventa veramente un problema con i meme. Non credo sia il giocatore che serve al Napoli, perché io insisto sul fatto che vorrei un giocatore più reattivo, che possa inseguire gli avversari. Questo è grosso, quindi fisicità va bene. Potresti avere la problematica che hai avuto con Bakayoko. Ovviamente è inutile parlarne finché non sappiamo se è fatta o meno, guarderò più video, mi approfondirò, però è un giocatore che insomma ha fatto le sue esperienze, un giocatore di 25-26 anni se non sbaglio, quindi vediamo un pochino. Quando arrivano i giocatori da grandi squadre comunque io strizzo l'occhio alla scelta, vediamo un pochino. Romolo, buona partita e forza Napoli sempre, grazie amico mio. Ottimo primo tempo di Lobotka, gioco rapido a 2 tocchi, vero, proprio vero Simone, e devo ringraziare Nicola Palmentieri per il suo supporto straordinario, ancora meglio, perché fanno tutti diciamo molto bene, quindi grazie mille Nicola. Senza messaggio, fammi sapere se volevi commentare qualcosina. Attenti a Pandev, tutti attenti a Pandev che sta entrando in questo momento, ragazzi, dobbiamo stare attenti con il timer. C'è il saluto tra Pandev e Politano, c'è un po' di fair play, escono le 2 punte e cambia tutto il Genoa. C'è anche Polli, salutate Polli, lasciate i like per Polli, che state aspettando? Io non lo so. Amici miei, passiamo al banner, stiamo belli concentrati, devo essere pronto tra un minuto. Petagna che sputa acqua a un as, c'è tranquillità, Petagna sta sereno, è sereno, queste sono cose importanti. È pronto a battere il Napoli, devo stare attento al timer nel momento esatto del primo minuto, nel secondo minuto, perché se no andiamo in difficoltà, così voi capite a che livello stiamo. Si parte,
Insigne, Lobotka, Di Lorenzo e Fabian. Trova bene Koulibaly. Attenzione, 16 secondi, attenzione, calma immediata, calma assoluta. Il lancio di Lorenzo per l'inserimento di Elmas, è buono il movimento di Elmas, accompagna Fabian, vedi che poi mannaggia, vabbè, meglio, continua a sbagliare i passaggi e fai un altro gol, va bene così. Recupero di Manolas, passaggio sbagliato, intercettato, ma la palla è ancora nostra. Mancano 10 secondi al timer. Attenzione. Di Lorenzo cerca Politano. Attenzione al timer. Fuori gioco. Parte il timer. Ci siamo, precisissimi. Perfetto. E ora calma. Calma assoluta. Dobbiamo fare un altro gol, non possiamo andare avanti così. Lobotka avanza in zona Insigne, gli lascia il pallone, pensa al tiro a giro ma non lo prova. Di Lorenzo ora, attenzione, per il pazzo Frank Parziale, è impazzito completamente. Forza Napoli, amico mio, il cross di Politano intercettato da Sirigu, è impazzito Frank Parziale, applausi. Quando vieni a trovarmi che ti devo offrire una cena, vieni proprio a casa mia, cucino io, a così, perché se andiamo in qualsiasi pasta, sai che non la fanno comunque bene, non la scolano in tempo, la fanno pure bene, però non la scolano in tempo. E il caffè è una ciofeca, dove vai a New York, è inutile ti faccio io il caffè. Presto succederà, Frank, ci conosceremo. Grazie mille per il supporto, straordinario. Quando siamo al 47esimo e 29 secondi, Di Lorenzo alla rimessa dal fondo, laterale, aiuta Insigne, si fa vedere da falso 9. Insigne può agire praticamente anche da trequartista, ovviamente senza dare punti di riferimento, può abbassarsi dove serve. Importante poi occupare quello spazio. Il mio centravanti è lo spazio, diceva Guardiola, prendendo una frase che non era nemmeno sua. Manolas trova Politano, il controllo un po' difettoso ma resta in possesso di palla Politano, ora viene attaccato con successo dal terzino, ma è bravo Manolas ad anticipare ancora, però Politano perde palla, attenzione, Koulibaly si trova fuori posizione, ma è bravo Koulibaly nel contrasto. Ha dovuto occupare la posizione di Manolas, è riuscito a fermare l'avversario. Bravo Koulibaly! Fabian lancia Politano che non riesce a rimanere in possesso di palla, lotta Politano ma è in ritardo e si becca un cartellino giallo. Inevitabile. Insigne va a colloquio con l'arbitro, ma non ci sono proteste perché ci sta tutto. C'è il sorriso dell'arbitro. Sì, Biraschi tocca il pallone quel tanto che basta per mandare fuori tempo Politano, che è costretto ad atterrarlo. Riparte il Genoa. Frank, ma quasi è bloccato tutto. A me mi sta bene che resta il tuo nome qua. Attenzione a Genoa, attenzione, tutto solo, la parata di Meret, ma c'è un altro tiro, l'intervento di Mario Rui, un altro tiro. Maronna mia, ce la siamo cavata. Parata di Meret, grande parata di Meret, non parata semplice di Meret, una grande parata di Meret, perché era già in volo
e riesce con un distinto a metterla a terra. Ovviamente qualcuno potrebbe anche dire che queste palle le devi allontanare non verso il centro perché poi c'è la ribattuta, però grande parata e qua devi ammonire tu. Bravo Politano, stavolta si guadagna la munizione di Criscito. Meret, grande parata, occasione importante per il Genoa che è entrato in questo secondo tempo molto più deciso. Questo deve essere una sveglia, uno squillo di tromba, che la partita non è finita assolutamente e dobbiamo stare molto molto attenti. Si fa vedere Fabian, si muove Politano, ma il passaggio di Fabian è una ciofè. Colpo di testa di Manolas, Mario Rui, Lobotka trova Elmas, avanza il Macedone. Mario Rui ora Lozano. Lozano io lo vedo un po' sacrificato là sulla sinistra. Lo vedo un po' sacrificato, non vedo lo spunto che di solito ci garantisce a destra. Di Lorenzo trova Lobotka tra le linee, ancora pallone scambiato con Insigne e Manolas. Ora il Napoli con calma cerca di impostare l'azione, Manolas avanza in maniera molto goffa, devo dire la verità. Politano viene messo a terra, tocca il pallone anche con un braccio nel momento in cui subisce fallo, ma c'era in precedenza un fallo su Di Lorenzo importante prima di questa spinta dove con furbizia Politano tocca con il braccio, anche con un minimo di rischio, perché se là non ti chiamano queste cose qua, sei appena stato ammonito, potresti rischiare il secondo giallo. Ci sarà calcio di punizione per il Napoli. Mamma mia, l'ansia è essere il tifoso, e il tifoso deve averla l'ansia. Se il tifoso dice no, ma quando mai siamo fiduciosi, che sta facendo la guardalinea così? Sembra che ma veramente. Ancora il passaggio di Politano, il cross al centro e preda di Sirigu. Ancora uno spiovente morbido, troppo lento, troppo sul portiere. No, il guardalini dico stava piegato così, resta da settimino. E che ti importa a te? Arriva un pendente che io non conosco, io resto da settimino così, stavo nella posizione del settimino. Mi capisco da solo. Gli amici Bellini sanno che io quando si tratta di Totò, di Edoardo, ogni tanto prendo una tangente, mi ricordo un film e chi mi capisce, non fa niente. Va bene, il Genoa è in possesso palla, buon contrasto di Mario Rui, ma la palla resta ai liguri che ora lanciano questo pallone al centro, preda di Meret che fa una farfalla. Farfallina di Meret, mamma mia. Farfallina in presa alta, pallone che gli scivola dietro e la recupera dopo. Farfallina. Le farfalle al pesto. Ancora un'uscita di Meret, pericoloso il tiro di Pandev, ma qua devi chiamare il fallo, eh? Non l'ha chiamato? No, non l'ha chiamato, oh, mamma mia. Allora, attenzione. Voglio rivederla 500 volte perché Meret è ancora a terra toccandosi la schiena. Voglio vedere se sta protestando il Napoli, perché voi mi fate vedere il Genoa, lo capisco, ma Meret è da solo a terra in lacrime perché era uscito, il pallone era suo, c'è stato un contrasto, un ponte. Rivediamo. L'arbitro era proprio lì, ha guardato e ha detto di no. Non c'è niente, è proprio andato a vuoto, vabbè. Ok. 1-1 Pandev, come tutti avevano detto, l'intervento è proprio, mamma mia. Poi cade male, cioè sulla schiena si fa male, magari non è una finta, magari ti sei fatto male veramente, però mamma mia.
Mamma mia, dopo 2 buone parate, Fabian la prima farfallina e poi la seconda. Vediamo se c'è l'intervento del VAR prima di aggiornare il banner. Grave errore di Meret, grave, è andato proprio a vuoto. Ha cercato la presa alta. Vediamo se interviene il VAR. Ovviamente voi lo spoiler, se è selvaggio, io sarò in ritardo sicuramente. L'arbitro era lì e faceva di no con le mani, quindi la va a rivedere, attenzione. La va a rivedere. Stai là, stai qua, tutti qua. Fermo lì, tutti che vanno ad aggredire l'arbitro, fermo lì, fermo così, non fare così, col piede così, non fare così. Allora, rivediamo. C'è un intervento probabilmente... Ah, col culo gli prende il ginocchio. Con il culo, perché dalla prima inquadratura tu vedi la schiena e non c'è il contatto schiena-mani di Meret, ma con il con un'anculata, con un'ancata, gli prende il ginocchio e lo sbilancia. Resta il fatto che Meret magari per... Annullato, meno male. Quindi tutto giusto. Non nessuno venga a dire ladri pagliacci. Tutto giusto, è vero, perché lo sbilancia con il culo, gli prende il ginocchio. Resta, attenzione, resta secondo me l'errore concettuale, perché sei andato con le mani un po' a farfallina e magari potevi andarci di pugno più convinto per allontanare la cosa. Attenzione alle farfalle. Attenzione sempre, rivediamo questo sbilanciamento con l'ancata sul ginocchio che sposta proprio l'asse di Meret, quindi magari la prendeva, magari abbiamo insultato Meret per senza niente. Ok, calma. Sappiamo il pericolo, ragazzi, il pericolo c'è. La prima parata di Meret, la farfalla di Meret, Pandev che sta sempre in agguato. Meret. Fatemi sapere se servono dei TVB in chat, perché sono sicuro che magari qualcuno verrà e dirà, sappiamo come funziona il calcio. Pandev in aria, il colpo di tacco straordinario di Pandev, bravo Manolas in scivolata. Pandev è una bestia, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Il Napoli in sofferenza in questo momento. Napoli in leggera sofferenza, bisogna fare di necessità virtù. Servirebbero fare un po' di cambi a centrocampo, che ne dite? Abbiamo Gaetano, punto e basta. E qui Pandev con furbizia sposta Politano e rivediamo l'intervento di Manolas pulito sul pallone. E Spalletti si toglie la giacca. Mazzarri, esci da questo corpo. Mazzarri, esci da questo corpo. Vesuvio, la terra che amo, in New York è la terra in cui vivo, ma il Vesuvio, lo stadio, San Paolo, i TVB. Niente. Perché non si fa da fare, poi vedono i bambini. E i bambini. Lei ha figli? Veramente no. Allora ha detto i bambini. Attenzione, ancora Genova che recupera palla alto, vedi? L'intervento di Lorenzo al limite dell'area. Da una mano Fabian, ora Politano. Siamo ancora lì, dobbiamo uscirne. Politano guadagna un fallo laterale. Momento di sofferenza, ci deve stare, fase della partita di sofferenza. Vediamo un pochino.
Mario Rui di prima intenzione proprio alla viva il parroco, il Genoa recupera palla, attenzione ancora Di Lorenzo, intercetta e prova a far ripartire un lancio verso Lozano, pallone leggermente lungo ma controllato ora da Lozano che può puntare il suo avversario, entra in area Lozano, il cross di sinistro, raso terra, viene messo in fallo di calcio d'angolo. C'era stato un intervento di Lobotka, Lozano ha avuto lo spunto. Bene. Vediamo un po'. Vediamo un po' se da grande squadra, la grande squadra, quella che sa soffrire, no? Le frasi fatte. Sappiamo soffrire, la grande squadra che poi la chiude, Elmas dal calcio d'angolo. Ma Pandev recupera il pallone e fa ripartire i suoi. Quanta qualità Pandev, mamma mia. Fa diventare bravi gli altri. Fa diventare bravi gli altri. Proprio forte. Gioca meglio ora il Genoa. Vediamo ora addirittura Politano ad inseguire sulla destra. C'è un momento in cui un po' di confusione tattica. Lobotka recupera il pallone a centrocampo, si gira, serve Mario Rui che gli ridà il pallone sulla fascia sinistra, si trova Insigne tra le linee, avanza Insigne, Elmas recupera questa palla vagante ma la perde. Resta a terra un giocatore del Napoli, credo sia Lobotka, quindi c'è una voragine vera a centrocampo. E ringrazio commento, supporto memorabellino di Alessandro, perché scrive grazie in questo modo ed è una cosa straordinaria, perché solo noi sappiamo a chi si riferisce. No, lo sanno tutti, lo sanno tutti. Grazie Alessandro, grazie mille per il tuo supporto. I meme si sono sprecati, ma quello è un meme vivente, è una roba incredibile. Colpo di testa di Di Lorenzo, pallone che finisce in fallo laterale. Koulibaly, Mario Rui, pallone che finisce in fallo laterale dopo l'intervento di Ghiglione. Sta facendo una buona partita l'esterno destro del Genoa. Ovviamente il Genoa sa che lì c'è un punto debole del Napoli e quindi cercano di attaccare Mario Rui alle spalle. Pallone strano di Mario Rui, interviene Fabian, per fortuna bene questa volta, riceve palla ora da Di Lorenzo, ancora Fabian, cerca un dribbling, cerca uno spunto, si fa vedere Politano. Lobotka si gira, trova Elmas, no, era Mario Rui, scusate. Lozano ora prova lo spunto sulla sinistra, ma viene accerchiato e la palla finisce a Sirigu. Lungo rilancio con le mani dell'esperto portiere ex Torino, attenzione Insigne in possesso palla, scambia con Politano, arriva Lozano, il controllo, il tiro di Lozano, la parata di Sirigu. Ottima azione di pallone recuperato, il Napoli trasforma subito l'azione offensiva, è buono il servizio di Politano per Lozano che la controlla di sinistro e spara di destro. Sirigu è fortunatissimo a prenderla con i piedi, il pallone che stava sfilando tra le gambe di Sirigu. Questa era un'ottima occasione per il Napoli. Il campo è un po' di patate, vediamo il pallone che rimbalza, il cross di Politano, Lobotka, serve ora Lorenzo che rilancia verso Politano, anticipato al momento del controllo,
e vediamo ora Elmas in posizione molto defilata sulla destra, fa bene a lasciare ora Di Lorenzo e a recuperare la posizione, si fa vedere Insigne, riceve palla ora il capitano, il cross al centro impreciso di sinistro, ancora Koulibaly di petto a servire Manolas, Lobotka, Koulibaly la lascia sfilare per Meret che trova Mario Rui. Speriamo che il peggio sia passato, abbiamo fatto sfuriare un po' il Genoa, il gol era arrivato ma fortunatamente, attenzione, errore di Insigne, pallone recuperato da Manolas che sta facendo un'ottima partita, anche il greco. Fabian Ruiz ora spostato a sinistra, serve Mario Rui, il cross al centro, Elmas è tagliato fuori dalla traiettoria ma recupera alto Bobot che ha il controllo, Elmas, Insigne, sembrava un fallo di mano, c'era l'inserimento di Lobotka ma purtroppo ribattuto. Ora è bravissimo Politano ad intercettare il pallone ma c'è stato il fischio dell'arbitro, c'è una sostituzione. Entra Callon, quindi un'altra punta, e Masiello, escono Sturaro e Van Helsen. Quindi un Genoa ancora a trazione più offensiva. Pandev e Callon sono quelli che hanno cominciato la prima partita da titolari contro l'Inter, li rivediamo in campo. Colpo di testa conteso ora da Manolas, bravo il greco. Fabian serve all'indietro Di Lorenzo che la rilancia verso Politano, ancora Fabian, il lancio lungo verso Lozano, è preda di un difensore, un poco meglio Fabian ma ancora non benissimo, e adesso servirebbe proprio una panchina lunga per mettere forze fresche in campo, ragazzi. Questo è proprio il momento della panchina lunga che non hai, purtroppo. Mario Rui si tocca in faccia ma non ha chiamato niente l'arbitro, continua. Koulibaly è costretto a fare gli straordinari e ora subisce l'intervento di Callon. Mario Rui comincia ad imprecare contro l'arbitro, si è innervosito, il solito Mario Rui. Will the 20-year-old be able to make a name for himself here at the club in this appearance? Masiello, Padel, Ghiglione. Ancora Ghiglione in possesso palla. Il Genoa prova a distendersi ora sulla sinistra, arriva Criscito che cerca un filtrante ma è bravo Politano, però Pandev è più bravo di lui a recuperare pallone. Ancora un passaggio sulla destra, insegue il pallone Mario Rui, il cross arriva dall'altra parte e c'è il gol. C'è il gol stavolta, non c'è VAR che possa salvarci. Pareggio meritato probabilmente per quanto hanno fatto vedere in questo secondo tempo. Fatemi vedere di chi è stato il gol. C'è stato questo cross dalla destra, arriva al volo di sinistro sul primo palo, proprio Rovella, vediamo, no, il numero 50. Stavolta non può niente Meret. Da un quinto all'altro, fatemi vedere chi è. Cambiaso, proprio Cambiaso, che non è Cambiasso ma niente da fare ragazzi, non entra in questo momento un as. Spalletti. Well, these days
hometown talents who's come through Entra un As, è entrato al posto di Lozano e vedo in questo momento un As più centrale rispetto a Insigne. Vediamo un pochino come si distribuisce il Napoli. Fabian Ruiz inseguito da un avversario, tocca il pallone 500 volte e lo perde. Non è fallo, alzati! Per fortuna questo sbaglia, è l'ultimo passaggio. Sveglia! Sveglia! Maledizione! Lancio ora per un As, il controllo di petto viene messo giù, non c'è niente, si rialza il franco algerino in questo momento in posizione di falso 9. Vediamo Insigne essere tornato lì nella sua posizione preferita, vediamo se potrà inventare. Pallone controllato da Pandev, va a vuoto Koulibaly, ancora Pandev, stavolta fa buona guardia Mario Rui che subisce fallo. Si fa dura, si fa dura. Si fa dura, si fa dura. Adesso ci sono tutti i lurcatori, tutti quegli anti-Napoli che stanno là in chat, sono sicuro proprio, ma proprio sicurissimo. Li mettiamo preventivi per quando arrivano. Ma d'altra parte, Lobotka per Insigne, il controllo del capitano, cambia gioco ma viene intercettato, il pallone è toccato ora da Koulibaly per Manolas. Il Napoli cerca di riversarsi in avanti a pieno organico, ancora pallone controllato da Insigne, Elmas riesce a ritoccarlo, ma c'era fuori gioco? O c'è stato un fallo al centrocampo su Criscito? Non facile. La partita si sta mettendo, non è facile. Questo è il momento della panchina lunga. Di cosa stiamo parlando? Perché entra un As, non è entrato Petagna, forse Petagna non ha ancora i minuti necessari, ma 20 minuti li deve poter fare, altrimenti vuol dire che Spalletti ha tutte altre idee. È proprio un'idea proprio di sviluppo completamente diversa. Allora Petagna non serve. Petagna ti serve solamente per mantenere... Non lo so. È inutile dare sentenze adesso, bisogna ragionare con calma, a freddo. E quando si chiude il mercato si tirano delle conclusioni e si ragiona sul fatto se si può andare avanti così oppure... Elmas cerca un controllo magico e Sirigu non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Dai, speriamo, magari i piccoletti si infilano nella difesa, un As, Politano, Insigne, qualche inserimento. Va proprio Insigne dalla bandierina. Il cross è basso, viene ribattuto, pallone recuperato da Lobotka che serve un As. Buono lo spunto di un As ora sulla sinistra, va fino in fondo, mette il cross molto largo. Buono spunto in dribbling, ma il cross completamente sbagliato da parte di un As. Spalletti ha detto in conferenza un As ci può dare tanto, un As resta. È il momento di ripagare le parole dell'allenatore, amico mio. Pallone recuperato da Insigne, lo protegge, viene messo a terra. Batte subito Insigne per Fabian, attenzione, si allarga su Politano, entra in area Politano, il passaggio per Fabian, per un As, il tacco per Politano, la palla viene controllata e finisce fuori. Azione elaborata del Napoli.
Fa ottima guardia proprio Cambiaso. Dopo questo colpo di tacco di Unas a cercare ancora Politano, ma è bravo il numero 50 a tutta fascia del Genoa a concludere, a completare la diagonale. Colpo di testa di Koulibaly, insegue la palla Fabian, la tocca in fallo laterale. Pallone recuperato dal Napoli, ora di Lorenzo. Politano, il passaggio di prima viene intercettato, ancora il Genoa in possesso palla. Callon e il pallone finisce in calcio d'angolo quando siamo al 75esimo. Si fa dura, si fa dura. Va Rovella dalla bandierina. Il cross libera Elmas, Criscito la rimette su Rovella che è in fuorigioco per fortuna. Serve un'idea. Serve un'idea. Io la butto lì. La butto lì, è complicata, ma la butto lì. Togli un centrocampista, togli uno tra Fabian e Elmas e metti Petagna prima punta e giochi con un asso sotto punta. Insigne per Mario Rui, attenzione, il cross arretrato, c'è un rimpallo e libera il Genoa. La mia proposta è questa, con il 4-2-3-1 e aumentare un po' il peso in attacco perché siamo troppo leggeri. Va Fabian, tocca il pallone per Politano. Politano cerca di liberare il sinistro, arriva, lo esplode. Centrale. Insigne la stava quasi per toccare. Non sappiamo se è in fuorigioco o meno. Ma il tiro di Politano non è dei suoi migliori, ci ha abituato a tiri molto più pericolosi, precisi e più potenti. Spalletti depresso con le mani sulla panchina, appoggiato alla panchina, sguardo basso, quasi come a comunicare una certa impotenza. Dici, ma che faccio? Che fai? Non lo so che fai. Se Petagna lo ritieni utile, lo metti dentro. Se non lo ritieni utile, devi parlare con la società e glielo devi dire. Fabian perde palla. Riparte il Genoa. È buono l'intervento di Mario Rui. Parte Koulibaly, arriva fino in fondo, prova addirittura il tiro di sinistro. Interessante tentativo al lato di Koulibaly che recupera palla a centrocampo, esplode il sinistro, chiede una deviazione che forse c'è, quindi calcio d'angolo per il Napoli quando manca un minuto all'80esimo e il pallone comincia a diventare più pesante, la stanchezza si fa sentire. La tensione anche. Parte Elmas dal calcio d'angolo, il pallone toccato da Di Lorenzo, brutta esecuzione, poteva mai essere pericoloso. Rovella prova a far partire ancora Callon, molto largo sulla sinistra, intervento di Koulibaly che chiude tutto. Lobotka ora trova Fabian che controlla e allunga il pallone verso Unas che in questo momento è spostato sulla sinistra. Sì, in questo momento la falso 9 c'è praticamente Elmas, è un macello tattico ragazzi, ma Unas scatta, il pallone viene conquistato da Fabian, Insigne cerca lo spazio, trova Politano. Avanza Di Lorenzo in sovrapposizione, il cross quasi a cercare un colpo di mano, cross direttamente su Cambiaso che blocca tutto e riparte il Genoa.
È bravo Manolas a fermare l'intenzione, diciamo, l'iniziativa, ecco, questo volevo dire. Ma riparte Pandev, inseguito proprio da Elmas, i due connazionali, avversari per un giorno. Fabian, Insigne molto basso a centrocampo, Lobotka, ancora Fabian. Elmas, serve ora Di Lorenzo, largo per Politano che può avanzare, può puntare l'avversario che scivola, entra in area Politano, il tiro, ancora centralissimo, ancora addosso a Sirigu. Ancora centralissimo Politano, dai! Maledizione. Maledizione. Questa era un'occasione ottima. Si rivede anche Berami. Ve lo ricordate Berami? Crampi per Ghiglione. Insigne. Ah, ecco qua, Petagna. Petagna al posto di Politano, quindi esce un esterno ed entra la punta e possiamo probabilmente vedere Onas nella sua posizione naturale di esterno a destra. Peccato per le ultime due occasioni di Politano, troppo morbide, troppo centrali. 9 minuti più recupero per Petagna per accendere l'attacco del Napoli. Testiamo anche il mazzo di Spalletti, perché noi l'abbiamo detto da un po' di tempo che serve il mazzo quest'anno, serve una buona dose di mazzo in certe partite. L'Atalanta ha avuto mazzo nella prima partita, non è riuscita ad avere mazzo nella seconda, dove ha impattato con il Bologna. Mentre Lazio e Inter si sono decisamente imposte a punteggio pieno, anche con prestazioni confortanti e convincenti. Il Napoli qualche difficoltà la sta palesando. Di Lorenzo per Manolas. In questo momento sembra Elmas più sottopunta con Fabian un po' più basso insieme a Lobotka. Avanza Lobotka, resta in possesso palla. Sì, c'è Elmas sottopunta. Rivediamo, viene messo a terra Mario Rui. Quindi in questo momento, ragazzi, posso annunciare una sorta di 4-2-3-1 con Fabian e Lobotka e Elmas più avanzato ad assistere Petagna. Vediamo se era solo una fase di gioco o se si continuerà così fino alla fine. Ora ci sarà questo calcio di punizione dalla tre quarti sinistra, sulla palla come al solito Mario Rui e Insigne. Rovella e Callon in barriera. Tira vai, dice Insigne. Parte Petagna, proprio a lui, su cross di Mario Rui, proprio lui, su cross di Mario Rui, proprio lui, su cross di Mario Rui. Petagna sbatte i pugni sopra la cosa dei tifosi. Molto amato dai compagni. Politano picchia tutti. Tutti proprio mazzate da ciecati. Il cross di Mario Rui, l'intervento di testa sul primo palo di Petagna ad anticipare. Masiello, non può nulla Sirigu, si aggiorni il banner e fate scoppiare questa live di like. Che cosa state aspettando? Petagnone. Calma, vi dovete calmare.
worries about the depth. Calma, 84esimo, 85esimo, calma! Answers that question. Spalletti. Won't be breathing easier. Sweat on there with Petagna. Appena entrato Petagna ci mette la firma. Riparte il Genoa. Attenzione, concentrati. Se c'è da spendere un fallo, spendiamo un fallo. Libera l'area Fabian Ruiz. Bello il labiale di Insigne e tira, va. Colpo di testa di Fabian, libera Elmas all'inseguimento del pallone, si lancia ad Amunas che mette in difficoltà l'avversario e guadagna un'ottima rimessa laterale su Cambiaso. Di Lorenzo. They've been in such excellent form. Napoli have only lost one of their last 17 Criscito games. allarga per Cambiaso sulla sinistra. Ora un asse chiamato a compiti difensivi. Cambia lato però il Genoa. È chiaro ora il 4-4-2 in fase difensiva. Fabian, buono, bravo, buon contrasto. Adesso liberati dal pallone. Un ass, no look, inutile, ma bello anche da vedere per Manolas. Ancora un ass, avanza palla al piede, il folletto. Si fa vedere Elmas, un ass continua da solo, trova un buon passaggio per Petagna. Il contrasto con Masiello. Era un'ottima occasione. Pallone che non esce, recuperato da Di Lorenzo. Maledizione, si infiamma la partita e Fabian la mette in fallo laterale. Purtroppo un ass ha ignorato il movimento di Elmas e ha preferito... Vediamo un ass che... Maronna, mi si è fatto male un ass. È stato praticamente calpestato sul tallone, ma è riuscito a continuare. Si è girata caviglia. Si è girata caviglia. Speriamo non sia niente di grave. Speriamo non sia niente di grave. Ha proseguito la corsa un ass bravo e ha servito Petagna che non è riuscito. E c'è un bel abbraccio tra Petagna e Spalletti. Si è rialzato un ass, non vedo niente. Mertens, Meret. Spinta su Petagna, non chiama niente l'arbitro. Lobotka è bravo a servire Insigne. All'indietro per Mario Rui, ancora Insigne sul filo del fallo laterale, cambia tutto in maniera molto rischiosa ma precisa per Di Lorenzo. Enrico Giannone, sei memorabellino, grazie, grazie amico mio. Maronna mia, me ne devo pure andare. Sto male, devo leggere tutti i vostri messaggi, tutti i vostri commenti, devo mettere i cuoricini. Devo mettere i cuoricini, io devo circolare. Fabian, pallone per Di Lorenzo. Riesce a trovare il movimento di Elmas che viene inseguito da Criscito, ma c'è fallo di Elmas su Criscito. Politano finisce nudo con casacca. C'è pressing ora di Fabian, interessante. Quando mancano 45 secondi al 90esimo. Pandev non ha parole dolci per Koulibaly. Scontro a centrocampo, ma insiste ora il Genoa con Rovella. Non facciamo scherzi. Non facciamo scherzi.
Mario Rui ha sempre qualcosa da dire al guardalinee, sempre nervosissimo. Si proverà a lanciare questo pallone. Arriva la munizione su Mario Rui. Ma perché parli troppo? Te la prendi troppo? Devi stare più calmo. Ammonito Mario Rui per proteste. Dai, c'era la scarpusiata. L'hai scarpusiato. Di che ti lamenti? L'hai toccato il tallone e basta. Il cross al centro. Attenzione, ciccano tutti. Masiello. All'indietro il tiro di Criscito, esterno rete. Non inquadra la porta. Ce la scriviamo giusto per. Perché poi domani ci sarà l'approfondimento tattico, signori miei. Si scrive sulle bollette della luce. Perché bisogna salvare gli alberi, non è che uno compra un quaderno apposta, arrivano bollette inutili che uno potrebbe fare tutto online via app, niente, mandano lo stesso, benissimo, allora questi si riutilizzano, così si salva il pianeta. Mentre entra Gaetano, esce Mario Rui, non è Mario Rui a posto di Gaetano, ne devono entrare due. Gaetano entra al posto di Elmas e c'è l'esordio per Gesù in posizione di terzino sinistro, come avevamo previsto nelle fasi in cui ti serve un po' più di fisicità. Vediamo Juan Jesus. Buona partita di Elmas, di tanto sacrificio. Spalletti grida qualcosa alla panchina, non sappiamo. 6 minuti di recupero, un'eternità! Un'eternità! Si lotta a centrocampo. Buono l'intervento di Manolas! Di anticipo, va Gaetano alla ricerca del pallone, non riesce a toccarlo, ma è bravo nel recupero. È bravo ora Fabian Ruiz nel contrasto. Dai ragazzi, tosti fino all'ultimo. Tosti fino all'ultimo, vi perdono tutto. Juan Jesus tocca il suo primo pallone in anticipo e la passa a Petagna. Buon primo tocco della storia del Napoli di Juan Jesus. Petagna cerca... bravo Petagna, bravo Petagnone, si è girato e ha guadagnato una rimessa laterale. Juan Jesus sulla palla, calcio di punizione, vediamo come lo spende. Lascia a Koulibaly. Sei ancora freddo, vabbè. Koulibaly, lancio in avanti verso Petagna che la spizza di testa verso un ass, viene però anticipato. Vai un ass, vai, fai la fase difensiva come la sta facendo Petagnone, bravo. Ah no, è Gaetano era su Criscito. Gaetano da seconda punta, il colpo di testa di Lobotka. Insigne tocca il pallone ma non riesce a contrastare. Juan Jesus si mette di fisico, ragazzi, davanti a Callon e fa intervenire Koulibaly. Mi è piaciuto tantissimo. Ha rallentato la corsa, si è messo di fisico e ha lasciato intervenire Koulibaly. Ora riparte Pandev. Aiuta Insigne, gli tocca il pallone e glielo leva. Grande capitano. Pallone ora per Gaetano, attenzione, avanza, c'è Petagna, gli detta il passaggio, Gaetano fa un doppio passo che non esiste proprio. Tu tieni questa occasione e fa un doppio passo. E dai. Calma. No, calma, bisogna essere calmi. La calma è la virtù dei forti. Bisogna essere forti mentalmente. Stacco di testa di Koulibaly. Lobotka la tocca per un attimo contro Berami. Ancora il pallone verso ora Criscito che la rimette al centro. Manolas verso un ass.
che punta il suo avversario. Unas resta in possesso di palle, allarga dall'altra parte per Insigne. Bravo Adam. Insigne, vatti a portare questo pallone sulla bandierina. No, lancia verso Unas che arriva in zona Callecon, non tocca. Ottima occasione per il Napoli. Leggermente lungo il pallone di Insigne, leggermente in ritardo Unas, a seconda di come la volete vedere, e non riesce a chiudere il passaggio di Insigne. Bravo Koulibaly in anticipo, ancora palla di Insigne. Petagna, Lobotka, Insigne, si fa vedere Juan Jesus ma resta basso, non c'è bisogno di sovrapporsi, lo capisco. E bravo Lobotka, Fabian, Di Lorenzo ancora forze di avanzare. Unas tocca il pallone e fa fuori Cambiaso, viene strattonato e guadagna un ottimo fallo. Fabian ha sudato, cioè non si può dire che non abbia sudato. I suoi chilometri li fa sempre. Lobotka in possesso palla, serve ora Juan Jesus, che di sinistro serve Koulibaly, che non ci pensa su due volte e la lancia verso Insigne. È un passaggio incredibile che Insigne mette a terra in maniera incredibile, lascia il tiro a giro, troppo centrale su Sirigu. Insigne centrale, mamma mia, se entrava questa era una roba da cineteca, sia per il passaggio di Koulibaly sia per lo stop di Insigne, ed è finita con 30 secondi di ritardo. È finita, mamma mia, Mamro Carmen. Il commento finale è Mamro Carmen. Fermiamo il timer, stop, fermiamo il timer, spegniamo tutto, che devo leggere i vostri commenti, proprio 4 minuti di commenti devo leggere, 4 minuti ragazzi, avete 4 minuti per farmi il favore dei like, 4 minuti avete, perché managgia 3 minuti, managgia io. Bobotta migliore in campo, Andrea. Senza Insigne lo vedo nero il futuro del Napoli. Luke, non c'è dubbio. Grazie Bobotta, non ci fai rimpiangere Dieghino. Pier Davide. Quando Cabbo è finita, no? Adesso è finita, è finita, olè. Queste sono partite che la stagione passata abbiamo perso, al massimo pareggiato, pochissimi pareggi, Virgilio, ricordati, o la perdevi o la vincevi. Buon segno. Andiamo Edoardo, andiamo, è finita, abbiamo vinto, grande Angela. Sexy Luciano, zitto, sexy Luciano, sexy è sexy, non c'è niente da dire. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Madre del Carmine. Dai Pasquale, forza Napoli, 350 like, che vergogna. Cioè, questa è una live da 750 like, ma capisco, perché adesso verranno tutti gli amici bellini della seconda ora, quelli là che io non entro alla prima ora, entro alla seconda ora, farli col pitello, non dice niente. Entro alla seconda ora e lo capisco, perché vi dovete vedere la partita anche voi, lo capisco. Non fa niente, arriveranno poi dopo. Arte povera, Massimo, arte povera. Il 5,5, non si può dare, qua stiamo parlando di probabilmente di 7 in pagella. Maron che culo, partita difficile, cambi arrivati troppo tardi, questo farà parte dell'analisi tattica, perché comunque si è sofferto ragazzi, quindi domani mattina, prima cosa al mattino, caffè ed analisi tattica sul Caffè Napoli, mi raccomando, lavagnetta, mi raccomando, grazie a Dio, forza Napoli, Emidio. È andata bene, dai Giovanni, assolutamente. Abbiamo più culo che minutaggio possesso palla. È la prima volta che seguo una partita con il tuo commento ed è stato bellissimo. Ci volesse solo un po' che le 8. Grande. Ti saluto come no, Patrick. Grazie mille. Che giocatore Unas. È un po' di mazzo c'è stato oggi. Oggi si può dire che c'è stato. Paolo, cioè si può dire che c'è stato. Lobotka fenomeno, e comunque noi siamo a punteggio pieno e la Rube no, non ci pensiamo, perché più in là facciamo discorsi di classifica. Comunque va famore, ci può stare Alessio, ci può stare. Erano le partite che non vincevamo mai, speriamo bene Luca, speriamo bene. Siamo il solito pubblico immaturo, facciamo il male di questa a criticare chiunque. Mario Cutolo, sofferenza, ma Mario Cutolo mantiene. Mario, qua andiamo in difficoltà. Mantiene la parola e continua a supportare il canale in base ai gol che il Napoli fa. Grazie infinite Mario.
Grazie infinite, ma anche il centrocampista che faccia la differenza. Gaetano grande doppio passo ubriacante, si è ubriacato se stesso. Pure io, Valeria, assolutamente, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto, Pietro, l'abbiamo visto. Ruba bene il Napoli, ecco qua, Mauro Paldini, lasciamo perdere. Politano era stanco, era pure un minuto, se serve a questo Napoli non si può vendere, anche questa è fatta. Non è una partita vinta per culo, non sono d'accordo. Mario Cutolo, ancora il ringraziamento. Nel secondo tempo il Napoli inizialmente ha lasciato gli attributi negli spogliatoi, poi fortunatamente li ha ritrovati. Forza Napoli, siamo i migliori e la prossima è con la Juve, esattamente. Ci sarà la pausa, ci sarà da finire questo mercato, da riordinare le idee, ragazzi. Elmas gallina dalle uova d'ora, senza dubbio. Se non era per sicuro finiva 4-5. No, ma sicuramente noi domani analizziamo tutto. Noi domani analizziamo tutto, perché un po' Sirigu e va bene, però un po' gliel'abbiamo tirata anche in bocca. Però abbiamo costruito, però poi siamo stati un pochino morbidi nel secondo tempo. Ci sono delle cose molto buone da analizzare e altre preoccupanti. Per esempio il centrocampo è un problema grosso, senza dubbio, Brewer, senza dubbio. Poi vogliono cedere Petagna, ci devono pensare seriamente, perché comunque ti serve proprio come numero. Se non ti piace, ma come numero proprio. Siccome Elmas incara una partita sì, una no, direi di fargli giocare solo nelle giornate dispari. No, non sono d'accordo, sei troppo severo con Elmas. Adesso lo stiamo vedendo con un po' più di continuità, sei troppo severo. Gaetan out. Perché vendere Petagna? No, ma non credo che in questo momento si possa fare. Jesus ha toccato il primo pallone bene e il secondo non ha toccato nemmeno il pallone, ma si è messo davanti all'avversario, ha rallentato la sua corsa e col fisico si è messo davanti senza fare fallo. Per me ottimo esordio in pochi minuti. E benvenuta Ilaria di Nicola, benvenuta sul canale. Ragazzi miei, io vi devo voler bene, vi voglio bene, assolutamente vi voglio bene. Devo assolutamente andarmene. Vi ringrazio tantissimo per essere stato i rumori, per essere stati qui con me a guardare questa partita di un'ansia incredibile. Sì, questa è una seconda notifica, penso, di Mario Cutolo. Spero che tu non l'abbia fatto al doppio, ma comunque grazie ancora Mario. Attenzione a tutti quelli che non sono iscritti, iscrivetevi, seguite il canale Telegram sotto in modo tale che saprete per le notifiche, perché lo sapete che dopo i 10.000 le notifiche non arrivano a tutti e quindi potreste perdervi dei video. Valerio Fluido su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Vi voglio un sacco di bene, vorrei leggere più messaggi, non possiamo farlo in questo momento perché Aggia è affaticata, ma siamo riusciti comunque a guardarle insieme, siamo riusciti a portare la vittoria a casa, era importantissimo, perché adesso, che è venuto difficile, e adesso arrivo toast. Vi voglio bene, grazie Time, assolutamente, grazie a tutti gli amici, vi voglio bene, salutate i moderatori e vedete di fare le cose belline, perché altrimenti non ci troviamo. Ma voi siete gli amici bellini. C'è stato uno, pensate, c'è stato uno che mi ha detto no, devi cambiare l'intro perché amici bellini non si può sentire, mi dà fastidio, niente di me. Stai sicuro tu, amico sconosciuto che sei comparso adesso, che cambio l'intro amici bellini solo per te. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema